Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo arrestato l'amministratore dei 5 condomini e accusato di essersi appropriato del denaro degli inquilini per fare scommesse online, sequestrate dai finanzieri 200.000 euro. Arrivati freddo e vento gelidi, brusco calo delle temperature dai 25 ai 28 gradi di pochi giorni fa a quelle odierne da brivido. In alcune zone della regione all'alba il termometro segnava anche -10, come avete visto l'Etna è coperto di neve. Pozzallo, la città eblea che con il mare ha costruito la sua storia, ospite del convegno Parliamo di mare. Il ministro Musumeci, il potenziale del mare è ancora inespresso. Tra i problemi emersi la troppa burocrazia, la necessità di nuove abilità tra i pensionati e la competizione con gli altri paesi. Ponte sullo Stretto a Messina, promosso dai 5 Stelle, confronto sulle alternative all'opera. Anticipo della manifestazione del 29 dei movimenti No Ponte. A Catania, favola a lieto fine per Jacopo, ha sconfitto una forma rara e fulminante di leucemia e si riaffaccia al mondo pieno di speranza. Accanto a lui, eccolo qua, il papà eroe Dario. Anche la Sicilia dice addio a Ornella Vanoni, voce libera, straordinaria, scomparsa a Milano a 91 anni. Recentemente aveva interpretato un video con Colapesce e Di Martino. Calcio Serie B, il Palermo cerca punti e gol sul campo della Virtus Entella. Per risalire la china, Inzaghi chiede una reazione dopo i 3 stop delle ultime 4 partite. Serie C, Catania confida nel Fortino Massimino. Nel loro stadio contro il Latina, domani i rossazzurri vogliono riprendere a correre nonostante le assenze. Bentrovati. Dunque a Palermo rubava soldi dei condomini e li dirottava per giocare online. È stato arrestato un amministratore, sequestrati 197.000 euro, quasi 200.000. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite da 5 querele. Marco Cullà. I soldi dei condomini per le scommesse online, dal poker alle partite di calcio. Un amministratore di condominio palermitano finisce agli arresti domiciliari. Il 50enne Giovanni Sciacca è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. All'apice della sua attività gestiva una trentina di edifici, soprattutto nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il sequestro preventivo di 197.000 euro, profitto dei reati contestati. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite dalle querele di 5 rappresentanti di altrettanti condomini. Si erano accorti degli ammanchi di denaro al momento del passaggio fra il vecchio e il nuovo amministratore, soprattutto nel periodo tra il 2015 e il 2023. Sciacca, falsificando i rendiconti delle varie spese condominiali, avrebbe di volta in volta generato un surplus di denaro che veniva poi dirottato su rapporti bancari personali e su conti gioco a Malta, dove marito e moglie effettuavano scommesse online. I soldi quindi dei condomini venivano quindi reinvestiti sulle scommesse. E così è emerso un grave quadro indiziario in merito ai reati contestati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Una notizia di poco fa: c'è stato un grave incidente sulla Catania-Siracusa in direzione Catania all'altezza dello svincolo di Lentini. Queste sono le prime immagini, sono stati coinvolti, come vedete, 2 mezzi pesanti. Vi daremo, ecco, questa è la scena, in questo momento siamo sulla Catania-Siracusa, direzione Catania, svincolo Lentini. Aggiornamenti nel corso di questa edizione. Dopo la bocciatura dell'autorità anticorruzione sulla gestione del servizio di elisoccorso, la Regione ha 60 giorni di tempo per correre ai ripari. Orazio Longo.
È evidente il permanere delle difficoltà della regione Sicilia nel suo complesso, sia come stazione appaltante sia come CUC, ravvisabili probabilmente in scarse capacità organizzative ed in competenze poco adeguate. Sono parole pesanti, quelle dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che con la delibera 444 ha bocciato il sistema di soccorso in Sicilia contestando 5 proroghe e 2 bandi del 2025. Secondo ANAC ci sarebbero gravi profili di legittimità e suggerisce caldamente un'eventuale aggregazione della committenza con altre regioni attraverso l'adesione a convenzioni attive. L'attività di vigilanza avrebbe evidenziato la violazione del divieto generale di proroga dei rapporti negoziali con le pubbliche amministrazioni, non esimendo la motivazione della necessità di garantire l'esecuzione del servizio. Non basta avviare le attività prodromiche al rinnovo, dice ANAC, bensì occorre che il provvedimento di rinnovo sia emanato. Ora il tempo stringe, la regione dovrà entro 60 giorni comunicare le determinazioni assunte riguardo al contratto in scadenza il 31 dicembre. E se per la centrale Caltanissetta Catania c'è ancora un po' di tempo, visto che per 30 mesi l'elisoccorso sarà gestito da Alidaunia, per le basi di Palermo e Lampedusa e di Messina e Pantelleria si dovrà fare in fretta per evitare di mandare in tilt l'assistenza sanitaria, con la certezza che ulteriori proroghe non sono più possibili. Catania, un mitra, 5 pistole, munizioni e 35 kg di cocaina, ecco qua. Tutto nella casa di un uomo di 48 anni che l'aveva trasformata in un fortino. Le armi sono state sequestrate per consentire anche gli accertamenti della polizia scientifica. Gli agenti hanno trovato la cocaina nei cassonetti delle tapparelle della cucina e della camera da letto. Per armi e droga 2 arresti anche a Castelvetrano. A Carini è finito in carcere uno spacciatore che minacciava un cliente di rubargli l'auto se non avesse pagato un debito di droga per 110 euro. E sono arrivati freddo e vento gelido, brusco calo delle temperature dai 25 ai 28 gradi di pochi giorni fa a quelle odierne da brivido. In alcune zone all'alba, pensate, il termometro segnava anche -10, Etna coperto dalla neve. Francesco Aloi. In Sicilia non fa mai freddo, invece non è così. No, non è così assolutamente, anzi sta arrivando il freddo. Lo sentiamo, lo avvertiamo, però meno male perché serviva. Vedere insomma le luci di Natale ancora spente e vedere questa atmosfera ti porta un po' al Natale finalmente. Ombrelloni e costumi possiamo metterli da parte. Il freddo è arrivato anche in Sicilia. Al nord imbiancato noi rispondiamo così. Eccolo l'Etna adesso con la cima piena di neve. Ma la colonnina di mercurio è crollata impicchiata anche nella fascia costiera. E pensare che fino a qualche giorno fa c'è chi era al mare. Pur amando il caldo, sicuramente il freddo serve anche per la natura. Non va bene questo cambiamento climatico, saremmo troppo africani altrimenti. Da noi è così, magari fra una settimana torniamo un po' sul clima un po' più mite. A infierire anche un vento gelido che fa percepire ancora di più le basse temperature. Un brusco calo che ci ha fatto passare dai 25-28 gradi di pochi giorni fa alle attuali temperature da brivido. In alcune zone all'alba il termometro indicava meno di 10 gradi. Situazione simile in tutta l'isola, da Palermo a Siracusa, da Messina ad Agrigento. Questi forti venti occidentali stanno determinando anche forti mareggiate su tutte le coste siciliane, in particolare su quelle occidentali. E in effetti dicembre è alle porte e c'è grande voglia di Natale. Cosa c'è di meglio per godere di albero, panettone e giochi di carte, di un bel plaid sul divano? Anche se ancora è troppo presto per sapere che tempo farà per le feste, intanto la granita viene sostituita da una bella cioccolata. Sì, calda. Giustissima idea. Voltiamo pagina. A Pozzallo, convegno dedicato all'economia del nostro Mediterraneo, organizzato dal Ministero per le Politiche del Mare per discutere il futuro della pesca e dell'acquacultura. Il ministro Musumeci ha detto che il potenziale del mare è ancora inespresso. Veronica Barbarino.
Nonostante 8.000 chilometri di costa, il 67% degli italiani non si considera un popolo marittimo. A Pozzallo si parla del futuro del mare e della pesca. Il Ministero per le politiche del mare si è confrontato con tutti gli esponenti del comparto. Tra gli argomenti il registrato calo di addetti alla pesca, ma anche il crescere dell'acquacoltura in Sicilia. La pesca registriamo un calo di addetti nella convinzione in parte errata che sia un'attività poco remunerativa. L'acquacoltura in compenso cresce, non c'è dubbio che possa rappresentare una valvola di sfogo per chi vuole continuare a dedicarsi alla itticoltura in un mercato che cresce. Nel settore non mancano i problemi: eccessiva burocratizzazione, la necessità di nuove abilità professionali e la competizione con i paesi stranieri. Una delle cause della diseconomia della pesca in Italia è rappresentata dai vincoli che l'Unione Europea pone nella mancata consapevolezza che ogni paese, ogni regione costituisce una realtà specifica diversa dalle altre. Questo è un Mediterraneo nel quale i limiti vengono imposti alle flotte dell'Unione Europea e poi quelle extraeuropee possono scorazzare e fare i pirati. Serve quindi dialogo, innovazione e strategie condivise per sostenere la pesca e valorizzare il comparto marittimo affinché rimanga un pilastro dell'identità e dell'economia costiera. Ponte sullo Stretto. A Messina il Movimento 5 Stelle ha promosso un confronto sulle alternative all'opera ed è un anticipo della manifestazione di sabato 29 dei movimenti No Ponte. Francesco Triolo. Se il progetto del ponte non sta in piedi, dobbiamo immaginarci un attraversamento più funzionale, più sostenibile e chiaramente realizzabile? Io penso proprio di sì. È una delle tante domande delle tappe di avvicinamento alla grande manifestazione di sabato prossimo. L'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle ha voluto rilanciare l'idea e le proposte di una alternativa al ponte sullo Stretto di fronte allo stallo che l'opera sta vivendo dopo il doppio parere negativo della Corte dei Conti. Più traghetti, treni più corti, il potenziamento delle flotte e collegamenti integrati con il Frecciarossa. Queste le proposte tecniche rilanciate questa mattina. La cosa che emerge chiaramente è che il traffico Sicilia-Continente negli ultimi 30 anni è esploso, è aumentato moltissimo, mentre il traffico ferroviario è peggio che dimezzato. Tutto il traffico, praticamente l'aumento del traffico è sul vettore aereo e il traffico invece di attraversamento dello stretto, perlomeno negli ultimi anni in cui ci sono i dati completi disponibili, è rimasto all'incirca stabile. Il progetto può portare ad avere in tempi davvero molto brevi un'alta velocità che arrivi in Sicilia intervenendo sul materiale rotabile e sul navio, perché da sempre c'è comunque la consapevolezza che treni ad alta velocità di una lunghezza congrua per poter essere accessibili alle navi e navi sviluppate proprio per questo tipo di treno possono portare l'alta velocità in Sicilia e possono far sì che anche i treni siculi usufruiscono dell'alta velocità. E, come dire, siamo tornati ai tempi berlusconiani dove si parla del ponte e non si guarda tutto il resto. Nico Torrisi è stato confermato amministratore delegato della SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e di Comiso. L'Assemblea ha anche nominato Anna Quattrone, presidente del Consiglio di amministrazione. Gli azionisti hanno eletto nuovi membri del CDA, Giuseppe Alfano, Francesca Garigliano e Salvatore Panebianco. Il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio del 2027. Oggi alle 14.30 andrà in onda su Telecolor Il Punto, l'approfondimento giornalistico condotto da Luca Ciliberti. Si parlerà della sfiducia al governo Schifani reclamata dalle opposizioni, ma anche dell'inchiesta su Cuffaro e della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'assessora regionale Amata. Ospiti Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, il coordinatore regionale dell'M5S Di Paola, il segretario regionale di AVS Montalto e il deputato regionale di Fratelli d'Italia Porto. Il Punto sarà replicato domani alle 14 su Antenna Sicilia.
A Catania, favola a lieto fine per Jacopo, ha sconfitto una forma rara e fulminante di leucemia e si riaffaccia al mondo pieno di speranze. Accanto a lui il papà eroe Dario. Li ha incontrati Tonino De Manna. La battaglia è stata dura, però Jacopo hai vinto. Sì, ho vinto. Ha vinto Jacopo, ha vinto il guerriero Jacopo, affiancato dal suo eroe, papà Dario. Insieme hanno sconfitto la leucemia, rara e fulminante, almeno così era stato detto 11 mesi fa. Il mondo che ti crolla addosso, le luci del Natale 2024 che si spengono all'improvviso, ma che accendono altre luci, quelle interiori, che mai si spegneranno. Il suono della campanella, simbolo di guarigione, è l'epilogo di questa favola al lieto fine. Jacopo, qual è il momento più bello? La cena con Marilina, che è la mia infermiera del cuore, dove gli ho regalato l'anello. È il marito di Marilina? Gli ho mandato un messaggio e gli ho detto che non doveva essere geloso. Qual è il momento che tu vorresti cancellare? Nessuno. Perché? Perché è stata un'esperienza tutta bella. Cosa hai provato quando hai suonato la famosa campanella di guarigione? La vendetta contro la leucemia. Le grandi vittorie non capitano mai per caso. Dietro ci sono uomini veri, papà coraggiosi, in grado di ribaltare la storia. C'è una maglietta significativa che dice: papà, perché io? D'impulso quella sera gli ho risposto a Jacopo che lui fosse l'unico che potesse vincere, e da lì è partito il nostro viaggio e la nostra consapevolezza nell'affrontare appunto questa tempesta. È una vita che scorre all'interno di un contesto grigio, ma abbiamo cercato di renderlo a colori, dalla festa di Carnevale dove ci siamo vestiti io da Superman e Jacopo da Iron Man, e abbiamo portato i giocattoli ai nostri stessi compagni di reparto. Il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania e Wonderland hanno coccolato Jacopo. Wonderland sicuramente è stata la seconda casa di Jacopo, che lo ha accompagnato in questo percorso sia da un punto di vista riabilitativo, ma anche dando un supporto psicologico, emotivo sia al padre che al bambino, anche se loro sono già resilienti e forti di suo. Leucemia Jacopo 02. Sì, Jacopo ha vinto, anzi ha stravinto. Complimenti a Jacopo, tantissimi auguri anche al suo papà eroe Dario. Al Teatro Pirandello di Agrigento, con la partecipazione del sottosegretario dell'Ambiente Barbaro, prima edizione del premio Custode dell'Ambiente, dedicato a chi tutela il territorio siciliano. Davide Sardo. Una Sicilia che difende il proprio futuro, una Sicilia che premia chi ogni giorno sceglie di proteggere la sua terra. Al Teatro Pirandello di Agrigento si è svolta la prima edizione del premio Custode dell'Ambiente, promosso dall'assessorato regionale al territorio e ambiente con ARPA Sicilia, dopo una giornata di confronto tecnico-istituzionale. E questa iniziativa si sposa completamente con quello che sta facendo il governo a livello educativo ambientale. Noi abbiamo bisogno di intercettare il consenso di tutti i cittadini partendo dal basso, e iniziative come queste che vanno di fatto a premiare i buoni comportamenti in campo ambientali sono esattamente quello che ci serve a livello educativo ambientale. Focus su sostenibilità, innovazione e monitoraggio ambientale grazie alla partecipazione di ordini professionali e giovani protagonisti. In Sicilia ci sono anime nobili e sensibilità ambientali che hanno sempre lottato per la bellezza del territorio siciliano e vanno valorizzate. Teatro gremito per la cerimonia ufficiale con il conferimento dei titoli di custode dell'ambiente e ambasciatore dell'ambiente. Ricevere un riconoscimento che riguarda la sostenibilità e l'ambiente per noi è grande orgoglio, essendo un'azienda molto vicina all'ambiente e molto sensibili ai temi ambientali. La nostra è un'azienda che già da tempo ha iniziato un percorso di sostenibilità. Un evento che segna un passo decisivo verso una cultura ambientale partecipata e condivisa. Palermo, 75 coltellate in scena, aprono le due opere associate al dramma del femminicidio che hanno inaugurato la stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo, appunto, un momento drammatico e brutale
che attraverso la visione della regista Silvia Paoli salda due opere diverse che sono l'Aleko di Rachmaninoff e I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, due spettacoli che vogliono invitare alla riflessione sul presente e sul tema della violenza delle donne. Mercoledì prossimo ci sarà la giornata dedicata a questo dramma. La musica è finita, Ornella Vanoni lascia il suo pubblico all'età di 91 anni, è stata una donna unica, libera, ironica, coraggiosa, la sua voce ha attraversato generazioni conquistando di recente anche i più giovani interpreti, siciliani compresi. Eva Spampinato. Bella non è tutto, è affascinante, è una volta a letto deve essere importante. Come raccontare oltre 70 anni di carriera, 91 anni di vita vissuta pienamente fino alla fine, 55 milioni di dischi venduti e canzoni diventate icone. Come icona era lei, Ornella Vanoni, che è andata via così dopo un malore nella sua casa di Milano, con la leggerezza che l'ha accompagnata per tutta la vita. Forse possiamo partire, in questo breve omaggio, proprio dalla fine. Santo amore che vai via, ascoltami stasera. Solo una donna come Ornella Vanoni a 90 anni suonati poteva riuscire ad esplodere in una nuova popolarità. Le collaborazioni con i giovani artisti, da Mahmood ad Elodie, la sua presenza in TV, la sincerità nelle interviste hanno conquistato un pubblico anche giovane, portandola ad essere di nuovo al centro dell'attenzione. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E poi la sua ironia, quella che esprime ancora una volta in una canzone e in un video recente con i siciliani, titoli di coda accompagnati dalla sua musica. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito niente. Beh, un po' ci commuove, inutile negarlo. Tra poco per il calcio, il Palermo in campo contro l'Entella e le ultime su Catania a Latina. State con noi. Calcio alle 15, il Palermo in campo a Chiavari contro l'Entella. Pochi dubbi di formazione per Inzaghi che sprona la sua squadra. Adesso dice serve una reazione. Marco Gullà. Ripartire è il diktat del Palermo per la partita di oggi pomeriggio a Chiavari contro l'Entella. Rosanero in crisi di risultati e forse anche di identità. Occorre una sgommata, ne è consapevole il tecnico Pippo Inzaghi. Ogni partita sia importante, adesso fare tante chiacchiere, oggi essere qui a dire chissà che cosa, io penso che dobbiamo tornare a fare quello che siamo capaci di fare, che abbiamo fatto vedere per tante partite. Per cui mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo, anche perché ci saranno tantissimi tifosi e dobbiamo ripartire. Definitivamente recuperati Joronen e Bani che saranno titolari, out Gomez, Giasi e Ranocchia, chance dal primo minuto per Blen assieme a Palumbo e Segre in mezzo al campo. La partita le sappiamo il campo, ma a me mi interessa poco. Stimo l'Entella per quello che fa, per l'allenatore che ha, giovane ma molto bravo, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Come ho sempre detto, le partite dipendono molto da noi, dal nostro atteggiamento, dalla nostra voglia, e adesso noi non possiamo più perdere tempo. In avanti Ledo Aroni, vantaggio su Brunori, poi Ampalo vuole tornare al gol dopo 5 gare di digiuno. Nell'Entella Franzoni e Fumagalli alle spalle di De Benedetti. Fischio d'inizio alle 15. Il Catania domani alle 14.30 attende il Latina alla Massimino, tante assenze in difesa, pronto Allegretto. In mediana spazio a Corbari. Marco Carli. Il Catania nel suo fortino per tornare a correre davanti anche al suo presidente Pelligra. Al Massimino finora garanzia per la squadra di Toscano, i rossazzurri ricevono il Latina e vogliono rifarsi subito ad una settimana dalla sconfitta di Casarano. Gli etnei si presentano con assenze importanti, soprattutto in difesa. Gherardi, squalificato e infortunato, si sottoporrà a intervento chirurgico per un'ernia discale, lo rivedremo dopo Natale. Out per problemi fisici anche Pieraccini e Martic, oltre ai centrocampisti Aloi e Raimo. Appiedato per un turno Quaini. Toscano non cerca alibi e vuole la vittoria. Ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole
partire subito forti, perché ho detto anche ai ragazzi, c'è un'altra statistica che abbiamo analizzato. Prima il tempo effettivo delle gare era tra i 50 e i 52. Noi abbiamo avuto una partita 37 minuti di tempo effettivo, quindi sono 18 minuti il primo tempo, 18 minuti il secondo tempo. Se non parti subito forte hai perso già metà del vantaggio che puoi avere. Le scelte: in difesa Allegretto, in mediana Corbari, in attacco Lunetta e Forte in vantaggio per giocare con Cicerelli, ma ovviamente ci sono Caturano, Rolfini e D'Ausilio che si candidano a dare il loro contributo. Basta che partiamo dal presupposto che il Latina ha battuto il Benevento e ha pareggiato la Salernitana. Partiamo da questo presupposto. Quindi partita facile non sarà. Telecolor racconterà la partita con costanti collegamenti con il Massimino, con inizio mezz'ora prima dell'incontro. Al termine della gara le interviste in anteprima. Parola ancora sull'incidente sulla Siracusa-Catania in direzione del capoluogo etneo. Lo scontro ha coinvolto 2 mezzi pesanti e la polizia stradale ha disposto l'uscita obbligatoria per Lentini. In alternativa è consigliato percorrere la 114 e riprendere poi a Passo Martino. Dalle prime notizie arrivate sembra ci siano stati, per fortuna, soltanto feriti lievi. Il resto ve lo racconteremo alle 20. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.